Sono 602 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 18.758 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende così al 3,2, ieri era al 4,7. L'isola però resta di nuovo in testa per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 494. Gli attuali positivi sono 21.777 con un decremento di 943 casi. Le persone guarite sono 1.529, mentre si registrano altre 16 vittime che portano il totale dei morti a 6.673. Sul fronte medico ospedaliero sono adesso 795 le persone ricoverate, una in meno rispetto alla giornata dell'altro ieri, mentre le terapie intensive risultano essere 99 presenze, lo stesso numero rispetto all'altro giorno. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione al momento è la seguente: Palermo con 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, Trapani 91, Caltanissetta 23, Enna 10 e la nostra provincia Agrigento 19. 28 sono i nuovi casi Covid registrati nella nostra provincia, 2 ricoveri in terapia intensiva rispetto alla giornata dell'altro ieri, e questo è il dato emerso dal bollettino che emana quotidianamente l'azienda sanitaria provinciale agrigentina. Fortunatamente non si registrano nuove morti e ci sono ben 100 guariti. 29 sono i ricoveri in degenza ordinaria e subintensiva, di questi 18 si trovano all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, 5 al Fratelli Parlapiano di Ribera e 6 sono ricoverati negli ospedali fuori provincia. 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva, entrambi a Ribera, 3 i pazienti che si trovano in strutture low car, 1 al Covid Hotel di Canicattì, l'ex IPAB, e 2 in una struttura fuori provincia. Ci sono inoltre 6 persone non residenti ricoverati nelle strutture agrigentine e non ricompresi nel totale.